E nonostante le musiche fossero un po' diverse, però sempre queste note che volevano cavalcare le distanze ed esprimevano la stessa mancanza, la stessa fame. We're like a streams, sing lullabies. There blows a lily fair, the twilight gleam is in her eyes. The night is on her hair, and like a lovesick lunatic, she has my heart in thrall. No life have I, no liberty, 'cause love is Lord of all. And often when the beater's horn has lulled the me to sleep, I have stolen to her shield and lorn, and flew the doorway creep, and from the crickets sing and stone, she makes the bogwood fire, her sings in soft, sweet undertone, the song of heart desire, the song of heart desire, the song of heart desire. Bravo. Grazie! Dall'Irlanda, se c'è ancora un attimo di tempo, proverei con un esperimento che mi ha ispirato l'amico qua poeta. Oggi andando per queste cime mi è tornato in mente un canto del grande cantautore sovietico dissidente Vladimir Vysotsky. Tradotto in italiano dal Club Tenco un po' di anni fa, di questa canzone si è innamorato Vinicio Capossela. Questo testo era una grande allegoria del sistema dispotico che mette tutti in riga, e mentre pedalavamo su per le cime mi è venuto in mente questo testo che però non mi ricordo ancora letteralmente. Allora farei un esperimento, non con BlackBerry ma con l'Android, e se mi permettete provo a leggere il testo mentre canto, che mi rendo conto che è una terribile violazione della deontologia professionale del suonicista. Però così posso sentire un segno della vostra presenza. Se proviamo a battere tutti il ritmo, busto eretto, braccia in alto, 2, 3, 4, un po' più svelto, buona lente nella classe posa plastica. La mattina ti riaggiusta, toglie il cerchio dalla testa, se di te ne resta la ginnastica. La puoi fare pure in casa, 2, 3, 4,
4, schiena stesa, un bel movimento sistematico. Vada quel che stai facendo, un respiro ben profondo fino che non ti troverai cianotico. Giuro. Ma già nel mondo l'influenza 2 del 4 sopravvanza con uno sviluppo epidemico. Stando in forma, scansi il peggio, fatti fare un bel massaggio e poi non ti troverai anemico. Se la fiacca ti divora, su e giù niente paura, che da tutto l'Artico all'Antartico. Basta attendere al richiamo, niente grassi, niente fumo, prevenire sano assai catartico. Non è il caso di fiatare, su e giù fino a scoppiare, niente facce tristi, vuote, apatiche. Se va male vi sfregate con la mano e non scordate le più note procedure acquatiche. Quanto ai guai stiamo tranquilli, ci facciamo 2 saltelli, tanto qui i vantaggi sono autentici. Questa cozza per un primo e qui non perde mai nessuno, il Sunflux ti rende tutti identici. Questa grazia non c'è nessuno e non perde mai nessuno, il Sunflux ti rende tutti identici. Ora beccheillo. Sacca che c'è corrente comunque. Grazie mille Daniele Contardo, Sonia Topazio, Ugo Magnanti, Bici Nuragica. Grazie. Sono cose. Ugo, quando ci ricapita? Mai. Mai. Bisogna fare